Nel maggio 2013 abbiamo toccato il picco massimo della crisi in Veneto. Nell'anno 2013 abbiamo avuto 10.000 fallimenti di aziende e i numeri sulla cassa integrazione, sui licenziamenti sono stati i peggiori della storia. All'interno di questo la fotografia che ci permettiamo è quella di vedere anche quali sono i settori strategici e che continuano a tenere: agroalimentare, vitivinicolo, e quelli che sono in sofferenza. Pensiamo allo sport system, che è uno dei nostri settori di grande punta. Vediamo anche nella fotografia chi sono i lavoratori che hanno più difficoltà, gli over 45, quelli con pochi titoli, e chi invece riesce a trovare capacità di rioccupazione. Ecco, questa fotografia ci permette di fare le politiche del Veneto, augurandoci ovviamente che questa minima ripresa che vediamo sia continuativa. Dite, la discesa è finita, con un punto di domanda, c'è speranza? C'è un punto di domanda perché l'analisi che noi riusciamo a fare con Veneto Lavoro e con l'osservatorio è quello degli anni e negli anni, e noi ci aspettavamo sempre che finisse. Ora nell'ultimo scorcio del 2013 qualche segno di ripresa, qualche più c'è, ecco, ci auguriamo che sia questo o quello, non solo come segnale ma il tema dell'investimento. Avere una fotografia precisa ci permette di fare politiche precise. Cassa integrazione, ci mancano soldi? Quelli sempre, anche perché stanno aumentando in maniera importante. Io credo che dovremmo diversificare non tanto sulla tipologia aziendale ma sul tipo di crisi. Ci sono aziende che chiudono e per queste l'ammortizzatore sociale serve per accompagnare il lavoratore. Ci sono aziende che possono riprendere, allora la cassa integrazione deve essere trasformata in un abbattimento del costo del lavoro. Non possiamo permetterci più il lusso di mettere persone in cassa integrazione e obbligarle a non lavorare. E poi ci sono le aziende che vengono chiamate driver, quelle che funzionano bene e che trascinano. Ne abbiamo una fotografia precisa su chi sono, dobbiamo aiutarle a crescere ancora, perché è lì che dobbiamo allacciare le altre e dare nuovi posti di lavoro. Manovre nazionali.